In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. La Schlein le sbaglia tutte, allo stretto un'ora di coda. La segretaria del PD Elly Schlein le sbaglia davvero tutte e la sua frase sul traghetto è diventata un tormentone. La traversata è estremamente breve, appena 20 minuti aveva detto la Schlein. E ieri infatti si sono viste le prime code, almeno un'ora d'attesa agli imbarchi per le auto a Messina a cui bisogna aggiungere il tempo dell'attraversamento, almeno 2 ore. ST Microelectronics, via libera UE a 2 miliardi italiani. La Commissione europea ha approvato i 2 miliardi di euro di aiuti su 5 di investimento del governo italiano alla ST Microelectronics per un impianto per la produzione di chip al carburo di silicio di 200 mm che servirà a rafforzare l'autonomia europea nei semiconduttori. La produzione inizierà nel 2033. Ieri presente a Catania la commissaria alla concorrenza Vestager. Mattarella nomina 25 cavalieri del lavoro, un siciliano. Il presidente Mattarella ha nominato ieri, su proposta del ministro delle imprese Adolfo Urso, 25 cavalieri del lavoro, tra questi la presidente di Fininvest Marina Berlusconi. Un solo siciliano tra i 25, Giovanni Arena, AD del gruppo Arena, impresa che opera nel settore della grande distribuzione. Fare impresa in Sicilia, 1000 domande presentate. Pubblicato il decreto con l'elenco provvisorio delle imprese ammesse alla valutazione per ottenere i contributi di fare impresa in Sicilia, la misura della regione siciliana da 26 milioni di euro che prevede contributi a fondo perduto fino al 90% per nuove attività di impresa di giovani e donne nell'isola. Circa 1000 le aziende che hanno presentato domanda, si valuta la possibilità di aumentare con nuove risorse la dotazione finanziaria. Isole Eolie 100% green entro il 2030. Dal 2023 le 6 isole del comune di Lipari e l'isola di Salina con i suoi 3 comuni sono inserite tra le 30 isole e arcipelaghi coinvolte nel programma europeo 100% Renewable Energy Islands, che ha l'obiettivo di raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2030. Sospese tratte ferroviarie fino a settembre. Sospese dal 10 luglio fino all'8 settembre per potenziamento infrastrutturale le tratte ferroviarie tra Roccapalumba ed Agrigento, della Palermo-Agrigento, tra Imera, Villarosa ed Enna, della Palermo-Catania e tra Gran Michele e Caltagirone della Catania-Caltagirone, notevoli disagi previsti. Da luglio a Palermo attivo il Port Community System. Dal 1 luglio sarà attivo nel porto di Palermo e obbligatorio per tutti gli operatori portuali il Port Community System. Si tratta di uno strumento informatico per la gestione totale, automatica ed in tempo reale del traffico delle navi, dei mezzi e delle merci nel porto senza necessità di ulteriori comunicazioni e velocizzando tutte le operazioni. Il caldo scatena i vermucane. Forte proliferazione nei mari siciliani per il riscaldamento delle acque del cosiddetto vermocane, un piccolo verme carnivoro lungo attorno ai 30 cm, di colorazione sgargiante, il cui corpo sprigiona tossine fortemente urticanti e dolorose e che sempre più spesso viene trovato nelle reti da pesca e crea seri problemi al pescato. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.